L'ospite della domenica di oggi, cui diamo il benvenuto, è Francesco Foti, attore catanese. Grazie per essere qua e complimenti, perché lui ha fatto e continua a fare tantissime cose, teatro, cinema, serie televisive, ha fatto anche cabaret, poi ci racconterà, quindi una formazione molto importante all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, quindi mi sembra il caso di fare un po' di Foti in un minuto. Benvenuti signore e signori, welcome. Mana mana. 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 Mamma mia, quanta roba! Complimenti, davvero! Ed è solo una selezione, sai? Esatto, ha ragione, è vero, adesso sentirete. Allora, dopo questa importante formazione a Milano, poi c'è stato l'incontro con i cavalli marci, con cui, cioè, ma come loro sono genovesi, erano genovesi, sì, poi si è sciolto il gruppo, purtroppo c'è stata anche la perdita di uno dei protagonisti. E lì come li hai incontrati? Allora, sembra quelle cose assurde, ma in realtà io sono molto convinto che, infatti una delle mie citazioni preferite è di Paul Auster, che dice nulla è reale tranne il caso. Io ho incontrato in stazione Alessandra Torre, che era la moglie di Rufus, Claudio Nocera, uno appunto dei due fondatori che è scomparso. Nel momento in cui stavano uscendo Luca e Paolo dal gruppo, stavano uscendo loro, ci siamo incrociati in stazione, ma tu fai anche cabaret, ma insomma qualcosa, ci sentiamo. Così, proprio così. Fantastico. Dopodiché ho iniziato, ho fatto 2 serate con loro, diciamo, di prova, ed era incredibile perché c'era il pubblico, loro facevano ogni giovedì facevano una serata diversa nello stesso locale a Genova. Il pubblico, chiaramente, i loro personaggi li conosceva e ogni volta che usciva un nuovo personaggio loro, uscivo io. Il silenzio assoluto con qualche ma chi è questo? Dopodiché invece si sono affezionati ai personaggi e a me e sono rimasto 2 anni e mezzo con loro. Ed è andata così, vediamo. Buonasera! Il mio nome è Zigliolo De Ponzio, signorino, me ne compiaccio. Ecco, io vengo da Santo Piticchio, l'8ª meraviglia del mondo. Siete mai stati a Santo Piticchio? La risposta è non penso. No! Peccato, perché è bellissima Santo Piticchio. Santo Piticchio è un'isola, no? Al centro dell'isola c'è una montagna alta, per cui noi abbiamo Santo Piticchio di sopra, dove ci sono le case in montagna, Santo Piticchio di sotto, dove ci sono le case al mare, Santo Piticchio di mezzo, dove ci sono gli uffici. Siamo organizzati tutti là, anche le industrie, per esempio, le industrie. Fantastico, ridi pure tu, Rido pure io perché, a parte che io li chiamo i coinquilini miei, in realtà sono personaggi che sono dentro di me, in qualche modo ogni tanto esco. Ma tu immagini quando usciva questo qui sul palco e la gente diceva, ma chi è questo? Ma cosa dice? Ma cosa fa? Poi dopo 30 secondi entravano nel gioco ed era tutto in coro, non penso. Grandissimo successo, ma è vero che una volta avete fatto una maratona di 24 ore anni fa? E abbiamo poi replicata 24 ore di seguito sul palco con un... Ma come si fa? Ci si massacra, però è stato veramente divertente. Ma veramente? Ma vi davate i turni? Come? Ci davamo, allora, adesso non è che mi ricordo più benissimo perché appunto il problema di memoria di cui parlavamo fuori onda, però avevamo fatto tipo 12 blocchi, no, 24 blocchi da un'ora, ecco. E avevamo fatto in modo che in almeno 2 blocchi di seguito qualcuno non ci fosse, uno dei 10 in modo a turno che si non ci potesse fosse. riposare. Poi c'era qualche ospite, qualche cosa,
però 24 ore, poi in realtà anche quando ti potevi riposare mica dormivi naturalmente, quindi così. Fantastico. 24 ore di cabaret con i cavalli magici, poi hai fatto tanto teatro classico, e poi hai portato anche uno spettacolo che tu stesso hai scritto e diretto, con un titolo curioso perché è scritto come si pronuncia, New York, New York, Sì, scritto. New York, scritto esattamente N-I-U York, come si pronuncia. Vediamolo qui, Francesco Foti. I miei primi 2 giorni a New York non sono stati granché, ma il terzo giorno, secondo le scritture, Zabar! Zabar non è una parola magica, non è neanche un supereroe, neanche il nome di un circo. Zabar è un piccolo ristorantino self-service sulla 80esima, un ristorantino dove tu entri e ti metti in fila. Quando arriva il mio turno per ordinare, please, please, stand your turn, wait, it's my turn now. Everybody, we have to eat. So, stay there, please. I risvegli sono sempre traumatici. Io punto la mia sveglia alle 8, ma in realtà per tutta la notte non si dorme, perché la mia padrona di casa ha deciso di dar da mangiare ai suoi animali quando glielo chiedono, il che vuol dire praticamente sempre. E quindi va in cucina e li chiama Hamlet, Othello, Iago, Mercutio, Romeo, Richard II, Richard III, Trigorin, perché anche Chekhov ha la sua importanza. Hi, what's your name? My name is Francesco. Hi, Francesco, this is the classroom. Classroom, this is Francesco. Hi, Francesco, welcome to the classroom. Oh, Francesco. No, divertentissimo, ma qua si vede che hai una formazione cabarettistica, però poi hai fatto cose serissime, hai fatto Pirandello, Chekhov, Shakespeare, chi più ne ha più ne metta, e poi anche sei stato uno dei protagonisti di un'operetta di Strauss diretta dal nostro amico Michele Mirabella, il Pipistrello, e qui è stata una specie di ritorno perché eravate al Bellini, al Massimo Bellini di Catania. Sì, è stata la mia esperienza al Massimo Bellini con questo ruolo che io non è che fossi molto al corrente della situazione. Ho guardato e questo è il ruolo che aveva fatto 30 anni prima qua a Catania Tuccio Musumeci, a Genova Gilberto Govi. Caspita. Cioè tutti i più grandi comici facevano questo ruolo del comico dentro il Pipistrello. Anche il panico naturalmente, anche perché quello che c'era scritto sul testo non fa ridere. Quindi ho capito che ognuno faceva la sua cosa, quindi ho scritto il testo, ne ho parlato con Michele Mirabella, abbiamo trovato questo Ranocchio paternese, che il nome del personaggio era Ranocchio, che faceva ridere molto, cioè, mi sono beccato tipo 2 standing ovation durante lo spettacolo, applausi a scena aperta, e io sono abituato a questo. Sul palco del Massimo. Com'è stato al Massimo Bellini? Bello, È stato bellissimo. Ma però all'inizio eri un po'... devo dire che è stato più non tanto emozionante quanto diciamo terrorizzante, ecco, diciamo, la parola giusta è esattamente quella, quando ho provato il pezzo, perché non abbiamo fatto prove, io ho provato il pezzo davanti a Michele, l'aiuto regia, e Michele Michele Mirabella, sì, e altre 2 o 3 persone. Quindi col sala vuota, loro tenevano, e io ho fatto il pezzo naturalmente in borghese, eccetera, senza costumi, sì, senza i costumi. E io ho detto, vabbè, mi diranno che va malissimo, tipo 2 giorni prima del debutto, mi diranno che e non si sentiva ridere. Finito il pezzo, ma bravissimo, ma è bellissimo, ma fa riderissimo. Mi sono tranquillizzato e effettivamente è andata veramente bene. E come è stato con Mirabella? Divertente, Divertentissimo. No? Lui è simpatico. Il primo incontro, lui è fantastico. Il primo incontro a casa sua, ho detto, guarda, io pensavo di fare questa cosa con un accento paternese. No, non voglio accenti, perché poi sembra... Dico, guarda, io te lo faccio vedere, tu poi mi dici, inizio... Com'era l'accento paternese? Vediamo, con tutta la simpatia dei iniziamo paternesi. con Salenzio, Salenzio, è che questa discussione, andavo avanti tutto così. Poi il personaggio davvero si chiama Ranocchio, Paternò è famoso per la runchie, le rane, quindi è stato veramente esilarante, era un po' ubriaco, molto divertente. Bello, e Mirabella si sarà divertito certamente tanto. Però poi hai fatto cose serissime anche al cinema, Baria con Tornatore, e addirittura la parte di un pericoloso mafioso che è attualmente in carcere al 41 bis con all'ergastolo, Giuseppe Graviano, che è condannato come mandante dell'omicidio di Don Pino Puglisi. Sì. Era un film
quindi Roberto proprio la mafia che intende sostituirsi allo Stato sociale. Com'è stato calarsi nei panni di un boss mafioso che insomma è considerato quello tra i capi dei capi veramente? Direi molto responsabilizzato, neanche zantezzato, perché già in generale sono temi che sono a me particolarmente cari, nel senso che li studio, li approfondisco, eccetera. E da siciliano, come è stato con il capo dei, come è stato con questo, come è stato con il capo dei capi, e poi successivamente lo vedremo fra poco. Nel calcio, quando sei siciliano, io credo che hai una responsabilità in più, anche nel fare ruoli brutti, tra virgolette, certo. di Giusto, mafiosi. Molto bello, interessante. Cioè, proprio perché sei siciliano puoi farlo. Io credo di sì. Credibile, vero? Fantastico. Credo che... Invece è tutt'altra cosa l'esperienza con Giuseppe Piccioni fuori dal mondo, ed eravate con Margherita Bui, Sì. e abbiamo delle immagini e tu ci dici com'è stato l'incontro con Margherita, per favore, che è una nostra beniamina. È stata carinissima, devo dire. Questa è la mia prima esperienza al cinema, che si vede anche forse dai capelli lunghi che ho legati col codino, e fece questo poliziotto che abbordava lei, che in realtà era una suora, ma qui era in borghese, quindi io Non lo sapevi. non avevo idea, quindi dicevo, che carina questa donzella, e andavo a fare un po' il guascone, e lei è stata carinissima. Ma lei proprio. com'era? Che lei è una sempre apparentemente, come dire, un po' sul timido. Sì, un po' sì, ma poi lì era perfetta perché era la suora fuori dal suo ambiente e costume, quindi era doppiamente imbarazzata da personaggio, quindi era perfetta, era perfetta. E tu ti sei trovato E io naturalmente, allora come va? Molto, e anche qui è nato più o meno così la parte, l'ho presa più o meno così. C'era una mia ex insegnante della Paolo Grassi, che amica di Piccioni, diceva, ma tu sei libero? Dico sì, perché Giuseppe sta cercando un poliziotto un po' così. Giuseppe Piccioni, sì. poi Poi tra l'altro io dico Giuseppe come se siamo amici, però insomma non è che... No, ma è giusto identificare. E quindi anche lì un caso. Guardate quanto il caso conta però nella carriera di un professionista che ha fatto di nuovo poi un boss qua si chiama Rocco Santopillo, in tutta la musica del cuore. Sì. Ci sono delle immagini, abbiamo delle foto, ecco guarda, qui c'è proprio la faccia un po' da boss, Vediamo le altre anche insieme, mentre lui ci racconta. Questo per esempio, ecco, vedi qua, ti dico questa cosa qua che secondo me è interessante, credo. Diciamolo. Quando mi hanno detto, ti vorrebbero vedere per questo boss, e io avevo fatto Graviano, avevo fatto il capo dei capi, dico, basta, boss. Poi ho detto, scusa un attimo, ma boss, cioè boss, tra virgolette, è un mestiere, in qualche modo, no? Cioè come se fosse, sì, in inglese un certo senso, come se fosse capo, dentista, come se fosse, in un certo senso, no? Esatto. Cioè è quel tipo di mestiere. E ho detto, scusate, ma mi date la sceneggiatura? E ho letto la sceneggiatura e la cosa bellissima di questo personaggio è il rapporto col padre e col figlio. Io ho detto, ok, che sia boss, manco non mi interessa che sia boss, non ci lavoro. Per me è un avvocato, che questo è il mestiere ufficiale, diciamo, ecco. e ho lavorato solo sul rapporto col figlio e col padre. E nel mio lavoro è stato che io ero stato costretto a prendere il lavoro del padre, diciamo, a continuare l'azienda di famiglia, diciamo, a coltivare l'azienda di famiglia, ma che spingevo il figlio di fronte alle sue responsabilità, ma in realtà cercavo di farlo uscire da questo. Bella sta cosa, vedi? Come un attore cerca di interpretare un personaggio, così impariamo anche queste cose. Senti, poi dobbiamo arrivare al capo dei capi, dobbiamo fare, però prima ti voglio parlare degli arancini di Montalbano, perché dai racconti di Camilleri che sono andati in televisione naturalmente con grande successo, c'era Luca Zingaretti ovviamente, ma come sono gli arancini? Perché qua inutile discutere arancino, arancina, tanto ormai sappiamo, a Palermo arancina, a Catania arancino, ma i migliori quali sono? Quelli di Catania, è ovvio. Quelli di Catania. Quelli di Catania è ovvio. No, gli arancini, sai che non li ho assaggiati gli arancini di Montalbano, purtroppo. No, quindi, ma che esperienza è stata? È stata anche quella molto, molto bella, molto... No, io devo dire che
Non so, poi non so se sono fortunato da una parte o se sono bravo a trovare comunque il lato positivo di qualsiasi cosa, ma io mi trovo sempre bene, cioè è sempre bello lavorare. E lì sei con Zingaretti, che rapporto avevate lì? Lì, allora, con Luca abbiamo fatto amicizia giocando a calcetto, soprattutto. Ah sì, eh? Sì, giocando a calcetto contro, peraltro, quindi facciamo... Lui che è attaccante? Lui è un ottimo tipo centrocampista attaccante, sì. Ma E tu bene, invece? bene, giocava bene. Io, a calcetto ero, perché adesso, diciamo, no? Diciamo, a calcio lavoravo sulla fascia soprattutto, Sulla avanti e fascia. indietro Quindi finché c'avevo il correvi, fiato. Caspita. Poi a mano, diciamo, ho ridotto il raggio d'azione, facevo o il terzino o, adesso non so come si chiama, perché hanno tutti nomi diversi. Non lo so nemmeno io, comunque sono ne parliamo tutte le domeniche noi qua. E con Luca pure anche lì, bellissimo, anche con Sironi, il regista, adesso è scomparso, anche lì è una persona meravigliosa, bellissimo. Fantastico. Adesso arriviamo, capo dei capi, 2007. Dunque, Rina era Gioè, se non sbaglio. Era Gioè, Tu esatto, invece Gioè. che ruolo avevi? Montate? Io facevo Stefano Bontate. Quindi i perdenti diciamo così, di Cosa Nostra quando vinsero poi i Corleonesi. Corleonesi. Vediamo un attimo. Quelle minchia di motivo bisogna pagare sta tassa attività ancora non l'ho capito. Perché se restano a bocca asciutta si incazzano. E a noi ci conviene che non si incazza nessuno. Quella gente che ci dai un dito e si pigliano tutto un razzo. E come se lo pigliano il braccio? Vendendo qualche chilo di eroina a Palermo. Perché ti preoccupi, Totuccio? Noi siamo quelli che contano. Quelli che lo Stato ci chiede aiuto per liberare Moro. Noi ci abbiamo le banche, a Sindona. Sindona non se la passa bene. Ma dietro ci sta un pezzo grosso della DC, che ci onora pure della sua amicizia. E loro, i verdani, che c'hanno? Una minchia. Noi ci abbiamo anche rubinetti d'oro, ma loro c'hanno fame. Loro non perde mai di valore. Dico bene, Totò? Che ognuno con i soldi suoi ci fa quello che vuole. Saponese. Senti, questo è un Rina molto giovane, naturalmente, Gioè è bravissimo anche lui. L'osservazione che stai facendo fuori onda mentre abbiamo cominciato a vederlo. Che io starei a chiacchierare ore qua con te di tutte le cose fatte, Reciproco. degli aneddoti, del lavoro. Per esempio qua ti dico una cosa, che questo loro, cioè passare dall'oro all'oro, anzi da loro all'oro, l'ho trovata lì sul coso, e anche lì ho la fortuna di trovare probabilmente o recupero la fiducia o non so perché, ma trovo dei registi che tendenzialmente le proposte che faccio le accettano tutti, quindi o sono bravo a prendere le proposte giuste oppure mi prendo mi la sa di fiducia. sì, lì il regista chi era? E lì erano due, era Alexis Sweet e Enzo Monteleone, che lavoravano in maniera totalmente diversa, ma mi sono trovato benissimo con tutti e due. Perché è duttile, un attore bravo, è così, è uno che si... Guarda, non so veramente quanto è merito della formazione, quanto è merito del lavoro che faccio e che porto già pronto in qualche modo, cioè io arrivo con una serie di proposte, di cose, eccetera. Poi chiaramente non è che vanno bene Vedi, tutte, però... prepararsi anche, questa è un'altra cosa importante. Lui è stato anche George Ragalan, no, l'indiano della sitcom Sweet India, che ne hanno fatte col mio amico Shell, con Di Angelillo. Proviamo a rivedere qualcosa, dai. Dovevo dire di no. Allora, piaciuta mia idea? Quale idea? Cosa hai sentito tu al posto di campanello di ingresso? Una mucca? Quindi? Quindi? Mucca è animale sacro. Quindi chi entra qui riceve sacro benvenuto. Quindi viene conquistato da atmosfera. Quindi torna sicuro Che il nostro effetto ti ha ristorante. fatto rivederti lì? Ma io in qualche modo mi commuovo anche, Bellissimo, è perché divertente. mi diverto e mi commuovo e mi sorprendo ancora a vedere delle cose, a dire da una parte ma quanto riesco a essere cretino, Ma però
Però seriamente, questa è la Bravo, cosa quanto fondamentale. riesce ad essere bravo. Essere cretini seriamente. No, Questo veramente. è- Poi lì abbiamo rivisto Eddie Angelillo, abbiamo rivisto Shea Shapiro, i Rocks di... Shea Shapiro faceva mio padre, tu pensa che... Che bello. E Eddie ancora Angelillo Paola sempre così? sempre faceva cose incredibili, lui veniva con la sua macchina e quando non c'era se ne andava in macchina, non in cammino, in macchina a dormire quando non era in scena, poi tornava. Senti, ma adesso cosa Meraviglia. stai facendo? 20 fotici e non sai cosa vedi? Esatto, adesso questa... Di che si tratta? Che è l'ultima cosa che ti chiedo. Una bella domanda a saperlo, perché quando dico non sai cosa vedi, è vero, adesso siamo un po' in giro per l'Italia, siamo io e un batterista percussionista, ci sono dei pezzi più o meno di repertorio che abbiamo, si fa per dire, provato insieme, nel senso che abbiamo ideato e ipotizzato delle atmosfere, ma poi in realtà a sentimento, come si dice, durante lo spettacolo si vede quello che succede. E lo spettacolo è a sorteggio, cioè il pubblico sorteggia dei sacchettini con dei numeri dentro i quali ci sono delle lettere alle quali corrispondono i pezzi che andrò a fare. Ma geniale! Perché la mia idea, una delle idee che ho di base, di fondo, e si è visto un po' dalle chiacchierate che abbiamo fatto oggi, è che qualsiasi tipo di arte abbia la sua dignità se fatta in un certo modo. Quindi il cabaret, il drammatico, il comico, la poesia, l'improvvisazione, qualsiasi cosa. E lì faccio in modo che durante lo spettacolo ci sia sempre un po' di tutto. Leggo dei libri, per condividere bellezza. Bene. Questa è un'altra cosa. 20 che mi piace. fotici 20 e non sai cosa vedi con Francesco Foti in giro per E io sei l'Italia. Immobilie, giusto per dare il giusto a chi merita. Per carità, è stato bellissimo questo incontro con te per incontrare di nuovo un attore che abbiamo conosciuto e frequentato in questi anni e per imparare un sacco di cose sul mestiere, sul tuo mestiere. Grazie. Complimenti, buon lavoro. È stato un A presto. piacere, grazie. Ciao.